Nuova ondata di maltempo sulla Marca dal tardo pomeriggio, nubifragi ma soprattutto violente grandinate dal centro di Treviso allo Petergino Mottense, ma anche in alcune parti del Coneglianese. Incubo in casa a Macerata per una donna e la figlia di appena 10 anni, chiusa in casa dal marito e padre 51enne accusato di maltrattamenti. L'uomo si è poi messo al volante ubriaco schiantandosi contro un albero. Drammatico incidente a Signorese di Trevignano, 21enne in sella alla moto si scontra con un'auto, il centauro gravissimo in ospedale. Nuovo blitz della polizia locale nella torre del degrado di via Pisa, a Treviso stavolta a caccia di droga, sequestrati 60 grammi di marijuana e un nigeriano denunciato. Un tavolo tecnico in regione per stabilire la paternità delle sorgenti del Piave dopo il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia. Restano nel Veneto, dice il governatore Zaia, chi dice il contrario sbaglia. Incredibile episodio, ieri sera a Vittorio Veneto un uomo con difficoltà deambulatorie in stato di alterazione è entrato in una gelateria prendendo a colpi di stampelle i clienti presenti. Una app dedicata ai non udenti per poter dialogare con l'amministrazione comunale di Casugana a Treviso. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, allora lo avete visto nei titoli, dal tardo pomeriggio, poco più di un'ora fa, il cielo è diventato sempre più nero ed è arrivata l'ondata di maltempo che era partita dal Veneto orientale, è arrivata anche nella Marca con nubifragi ma soprattutto diverse violente grandinate, un po' a macchia di leopardo, dal Coneglianese allo Petergino Mottense anche al centro di Treviso, ma non solo. Allora ci aggiorna su quanto sta accadendo, quanto è accaduto il nostro Lucio Zanato. Lucio. Sì, buonasera ai nostri telespettatori, buonasera Nicola, io mi trovo in centro a Treviso dove il vento ha fatto cadere una impalcatura in Piazza del Grano vicino a Pinarello e che è finita sulle macchine. Questo è solo uno degli episodi di questa ondata di maltempo in centro città, sferzata peraltro dalla grandinata, iniziata ad est, perché di fatto il maltempo è entrato dalla parte del Porto Gruarese, dall'entroterra dell'Adriatico, diciamo così, della parte veneziana, del Veneto orientale, verso Motte, e poi si è divisa in due parti. Una parte è andata verso il Coneglianese con grandinate seppur non eccezionali ma comunque intense, e poi l'altra invece si è spostata seguendo il forte vento. Non so se continuate a sentirlo perché continua a sferzare il forte vento proveniente da nord-est, e quindi le nubi si sono portate sulla città di Treviso con una grandinata, credo che riusciate a vedere le immagini, che comunque era a macchia di leopardo. La parte più interessata della zona trevigiana, cioè della città di Treviso, è la zona di Santa Bona, Castagnole, quella zona lì dove veramente la grandinata copiosa ha creato notevoli danni per quanto riguarda le colture. Stessa cosa però va detta per la zona del Porto Gruarese e della zona di Motta, dove ci saranno grossi problemi per quanto riguarda soprattutto la zona dell'Ison per la coltivazione del vino. Continuando nelle varie segnalazioni che sono arrivate dai vigili del fuoco, tuttora fuori per interventi, ad esempio a Fontanelle in via Ballonto le piante sono cadute sui fili elettrici e Carbonera un palo Telecom è abbattuto in via Roma a Cimadolmo. Un albero sulla strada sta creando diversi problemi. A Villorba in via Fosse un altro grande albero non permette a delle persone di entrare in casa. Poi ancora segnalazioni a Castelfranco e ad Asolo, sempre per piante abbattute. Quindi possiamo dire che l'ondata di maltempo ha colpito sia per quanto riguarda la grandinata, con devo dire in alcune zone grandine copiosa e anche di grandi dimensioni, quindi inevitabilmente riflessi sia per quanto riguarda danni alle auto, ma soprattutto danni all'agricoltura, sia per quanto riguarda il vento, come abbiamo sentito, abbattuti, e questo episodio in pieno centro Treviso con un'impalcatura finita sulle macchine di Piazza del Grano. Però al momento non si segnalano per fortuna feriti o comunque persone coinvolte in questo fortunale. Se ci sono altre novità mi ricollegherò, e adesso per il momento do la linea allo studio se non ci sono domande. Grazie Lucio Zanato, continuiamo a vedere queste immagini impressionanti, avete visto anche queste nuvole che si sono poi avvicinate a Treviso, peraltro ci stanno segnalando che
Ecco, queste sono altre immagini della grandinata che ha colpito Treviso. Ovviamente si è spostato poi il maltempo verso l'entroterra veneziano e quindi ha colpito anche Mogliano, quindi via via verso Mestre e poi la terraferma. Queste appunto le immagini del maltempo che ha colpito improvvisamente la Marca nell'ultima ora davvero. E questo è il report che ci ha fatto Lucio Zanato dal centro di Treviso, ma non solo. La cronaca, continuiamo con la cronaca, e la cronaca ci porta invece a Macerata. Macerata, una storia davvero terribile di violenze in famiglia. È rimasto ferito mettendosi alla guida ubriaco dell'auto della compagna e andando a sbattere contro un albero nel viale all'uscita di casa. Ma i poliziotti della stradale di Castelfranco, intervenuti martedì sera in via Piave a Salettuol di Macerata per quello che sembrava un banale incidente, hanno scoperto che c'era dell'altro. L'uomo, un 51enne brasiliano, ha compiuto quel gesto volontariamente, con quale intento rimane da capire. Prima di farlo ha portato via le chiavi dell'auto della convivente quarantenne, chiudendo poi in casa lei e la figlia di appena 10 anni, e per questo è stato arrestato per sequestro di persona e rapina e portato in carcere. La compagna accetta di dire poche parole senza farsi riprendere. In quel momento lui mi ha chiuso la porta a chiave solo per uscire, perché volevo fare qualcosa, ma non perché mi teneva calzo legato, ma è vero che non... All'uomo vengono attribuiti anche maltrattamenti e lesioni per dei precedenti risalenti a 5 anni fa e la cinghiata che domenica ha inferto al braccio della donna ancora tumefatto. La compagna ha accettato di denunciarlo, l'alcol dice la causa principale di quello che è successo, non c'era stato quella sera nessun litigio. Alterati siamo noi che hanno litigato. Non abbiamo litigato quei giorni, non so proprio cosa è capitato. Adesso vediamo come va. Cosa ti auguri? Il bene per me, il bene per lui. Speriamo bene. Sia lui che la compagna lavorano nell'azienda agricola dove abitano con la figlia. Il 51enne è uscito di cella e si trova ora agli arresti domiciliari a Treviso a casa della madre. Adesso un nuovo purtroppo incidente stradale che vede coinvolto un centauro, 2 le vittime soltanto negli ultimi giorni. Qui in questo caso parliamo di un 21enne in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso dopo lo schianto avvenuto verso le 13:30 in via Risorgimento a Signoressa di Trevignano. Lo schianto tra la moto dove appunto si trovava in sella il 21enne e una Rover. Lo schianto appunto la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, feriti anche gli occupanti della vettura e appunto il 21enne soprattutto più in gravi condizioni. Adesso a Treviso di nuovo il grattacielo del degrado di via Pisa, non c'è 2 senza 3, nuovo blitz della polizia locale. Via Pisa, terzo controllo in 10 giorni della polizia locale nella zona del cosiddetto grattacielo. Alle 6:30 una decina di agenti ha passato al setaccio gli appartamenti che ancora non erano stati controllati, ben 22 dislocati su 5 piani. 60 le persone controllate, impiegato anche il cane antidroga Itch. Purtroppo ha trovato, come immaginavamo, anche degli stupefacenti, quindi adesso ci sono una serie di persone che verranno segnalate alle autorità competenti, ma i controlli continueranno perché stiamo setacciando tutta la zona circostante, abbiamo già mandato delle diffide ai proprietari per ripulire tutte quelle aree che erano diventate luoghi ideali per nascondigli e depositi di stupefacenti. Alcuni privati hanno già cominciato a pulire, altri dovranno farlo. Sequestrati una 60ina di grammi di marijuana, un nigeriano 31enne, il cui permesso di soggiorno è ora al vaglio, è stato condotto in comando per essere identificato e denunciato. Il sindaco Conte è categorico, il recupero di quel complesso deve obbligatoriamente passare per una lotta serrata al degrado. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane continueremo a controllare gli appartamenti, le zone circostanti e controlleremo anche i frequentatori di quell'immobile perché, come più volte ci hanno segnalato i cittadini, ci sono dei giri quantomeno loschi e quindi noi vogliamo mettere la parola fine a questa situazione di degrado e poi cominceremo un percorso insieme all'amministratore condominiale per ridare una nuova vita a quello che era una volta uno dei punti più prestigiosi della nostra città. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra poco per tornare a parlare dell'autonomia in stallo dopo il nulla di fatto al vertice di Roma, anche se il vice premier Matteo Salvini in queste ore conferma altre poche riunioni e poi ci sarà la bozza, l'accordo finale.
ma il timore di continui blocchi che vedono allontanarsi il traguardo spinge paradossalmente gli esponenti di due mondi distanti e diversi a lanciare lo stesso appello alla Lega e anche al governatore Zaia. Da una parte il presidente di Confartigianato Treviso, Vendemiano Sartor, dall'altra Nicola Atalmi della CGIL. Sentiamoli. Se c'è una cosa di cui c'è bisogno in questo Paese è cominciare ad avere anche maggior responsabilità dei territori, e quindi autonomia non significa, come è stato lanciato, solo un elemento di nord contro sud e neanche un elemento qualche volta solo di risorse economiche. Io credo che l'efficienza della pubblica amministrazione, se è più vicina al cittadino e il cittadino e le imprese la misurano, probabilmente è più efficiente. Se noi pensiamo che i partiti prendano voti mettendosi sempre l'uno contro l'altro, evidentemente vuol dire che hanno poco a cuore gli interessi del popolo, visto che questo governo è il governo del popolo, e sfruttano solo demagogicamente e strumentalmente alcune questioni che, come ho detto prima, sono le più serie di questo Paese. Le materie sono tante, no? Perché non cominciare da quelle condivise e intanto portiamo a casa qualcosa e lasciamo le due sostanze o tre, quelle più robuste, dove c'è più diciamo così, dissenso anche tra Stato e periferia. Cominciamo da ciò che unisce, non dallo scontro, perché lo scontro può rompere e anche magari un 80-90% del risultato viene messo in discussione per il 10%. Il sospetto che tenere l'asticella del confronto con il governo sull'autonomia molto alta, come hanno fatto Lombardia e Veneto, serva sostanzialmente a farsi dire di no. Quindi io credo che Zaia, proprio per il mandato forte che ha avuto dai veneti sull'autonomia, debba avere il senso di responsabilità di capire le cose che si possono ottenere, che è giusto ottenere, e le cose che magari in questo momento sono più difficili. Se vogliamo portare a casa il risultato bisogna essere capaci a trattare. Non è detto che un nuovo governo di centrodestra, centrosinistra, arancione, verde, blu sia più veloce nel raggiungere questo obiettivo, perché ripeto, sono cambiate le cose. La Lega Nord è diventato un partito nazionale, quindi risponde anche agli elettori della Calabria e della Campania, appunto, e il centrodestra si è profondamente trasformato. Io non vorrei che una riforma così importante, ai quali i veneti tengono, perché se i veneti così in tanti hanno chiesto il federalismo e l'autonomia perché ci tengono, venga, diciamo così, sacrificato sull'altare di una perenne campagna elettorale. Adesso parliamo invece di un'altra polemica, o meglio di un dibattito che si era acceso in questi giorni con l'ufficializzazione del passaggio, come sapete, di Sappada dopo il referendum al Friuli Venezia Giulia. Si era parlato delle sorgenti del Piave che diventavano di fatto del Friuli Venezia Giulia, chiaramente un passaggio simbolico che ha fatto dispiacere a molti veneti che considerano ovviamente come tanti il Piave, il fiume sacro alla patria. Ma adesso uno studio approfondito e commissionato dalla stessa regione, voluto dal governatore Zaia da parte di una commissione di esperti, riporta le sorgenti nella nostra regione. Il Piave è veneto, anche se Sappada e il relativo tratto sotto al Peralba è diventato friulano. A stabilirlo lo studio del professor Dal Paus su richiesta del governatore del Veneto Luca Zaia, avanzato oltre un anno fa. Lo spunto per ristabilire la sorgente del fiume sacro alla patria e ai veneti parte dalla constatazione che ci sono più fonti che concorrono alla portata del fiume e quasi tutte in Val Visdende. Perché il Piave dovrebbe proprio partire dalla Val Visdende? Perché la superficie drenata da questo ramo della Val Visdende è maggiore di quella drenata dal ramo che sale verso Sappada. Perfetto. E questa potrebbe essere una motivazione. Generalmente, a parità di altre condizioni, una maggiore estensione della superficie comporta anche una maggiore portata, però questo bisognerebbe verificarlo con delle osservazioni sistematiche. In genere si stabilisce per sorgente la fonte principale, ovvero quella che per il Piave, sottolinea il professor Dal Paus, al momento viene impropriamente chiamata cordevole. Del resto la decisione di stabilire la sorgente nel territorio oggi friulano è degli anni 30 del secolo scorso, da parte di una commissione davvero poco tecnica. Nel 1936 mi sembra, una commissione stabilì che dei due rami del Piave, quello di Sappada chiamiamolo, e quello della Val Visdende, doveva essere
essere considerato come sorgenti del Piave quello che era in testa al ramo di Sappada, ma bisogna dire che questa fu una decisione probabilmente presa sulla base di giustificazioni anche di carattere politico. Ora con studi più approfonditi e soprattutto fatti da esperti il risultato è ben diverso, anzi porta alle sorgenti dove già gli austriaci le avevano indicate. Sono carte storiche, io adesso faccio riferimento a una carta del periodo austriaco e poi questa definizione di Piave di Val di Zende nelle carte più recenti è scomparsa, tant'è che in alcune carte quel ramo è chiamato Cordevole di Val di Zende. Non si capisce perché. Soddisfazione da parte del governatore Zaia che ha chiesto questa commissione per ottenere un giudizio terzo da parte di luminari di riconosciuto valore ed evitare dispute campanilistiche e antistoriche. E adesso di nuovo in città a Treviso per tornare a parlare del caso aeroporto e della tragedia sferrata della collisione tra due aerei al Canova. Si sta parlando in questi giorni, c'è stata una riunione, un'ispezione della torre di controllo da cui sarebbe emersa l'esigenza di un edificio più alto e soprattutto un nuovo radar, ma sono provvedimenti utili ma non determinanti per un veterano del Canova. La soluzione ottimale è quella di atterrare e decolare nello stesso senso. C'è un aeroporto, Linate, che ha un traffico notevolissimo e gli aeroplani operano nello stesso senso, non in senso contrario. E questa è la soluzione migliore per garantire la sicurezza al Canova. Ad indicarla non una persona qualsiasi, ma un pilota con migliaia di ore di volo, molte delle quali con decollo e atterraggio al Sant'Angelo, ora aeroporto Canova. Il curriculum del comandante Giuseppe Stefani vanta 8 anni da pilota militare su F-104 di Strana e Cameri, poi 20 anni da pilota executive con decolli da Treviso e Linate ed infine 11 anni da comandante di Airbus della compagnia Volare, con tratte coperte in tutto il mondo. Ecco perché ci spiega come fosse altamente improbabile che in quel 7 maggio potesse realmente verificarsi una collisione tra aerei, visto che le autorizzazioni hanno sempre un doppio controllo. Ma Stefani si spinge oltre, spiegando che stando alla sua esperienza a Treviso non serve un nuovo radar. Il radar è a Istrana, è un radar di territorio. Dopo il decollo degli aeroplani passano con il radar di Istrana che fino a un certo livello, cioè una certa quota, che controlla il traffico e poi passa con Padova Controllo. A Treviso serve un ripetitore del radar di Istrana per vedere la movimentazione del traffico. Quindi non una nuova e impegnativa struttura, ma un semplice collegamento con il riferimento più vicino nella rete di controllo aereo mondiale. Una soluzione definitiva sotto il profilo della sicurezza a terra e in aria? Per il comandante Stefani, no. Finché un aeroporto ha decolli e atterraggi in senso opposto, non è possibile pensare a una sicurezza al 100%, perché ci può essere sempre un conflitto di traffico. Aggiornamenti sempre dal maltempo, abbiamo aperto il nostro telegiornale parlando dei danni dal maltempo e dalla grandine di queste ore, è crollata anche una impalcatura, siamo a Treviso, nella zona vicino a Pinarello, con 3 macchine compromesse, sul posto c'è la polizia locale e una squadra anche di protezione civile, ovviamente impegnati tutti i vigili del fuoco. E adesso l'incredibile episodio è avvenuto a Vittorio Veneto, un uomo con difficoltà di ambulatori è entrato nella gelateria di via Martiri della Libertà prendendo a colpi di stampella i clienti presenti, una donna è rimasta anche ferita in modo lieve a una mano. I testimoni hanno raccontato che l'individuo era in evidente stato di alterazione. 5 alla fine le persone colpite, sul posto il SUEM 118 e i carabinieri che hanno riaccompagnato a casa il soggetto diventato improvvisamente violento. Ed è fissata per la prima domenica di ottobre, cambiamo decisamente argomento, l'entrata in diocesi del nuovo vescovo di Treviso. La notizia arriva da Bressanone dove il 14 settembre avverrà l'ordinazione episcopale di Monsignor Michele Tomasi. Abbiamo chiesto oggi ai trevigiani cosa si aspettano dalla nuova guida diocesana, le risposte sono state queste. Il 6 di ottobre arriva il nuovo vescovo a Treviso, lei cosa si aspetta? Tante cose e niente.
Io non mi sono mai aspettata niente da nessun vescovo, mi spiace. Una volta che avevo i putei piccoli andavo anche spesso, dicevo, ultimamente ho altre robe da fare. Tanto lavoro da fare, quello che si prospetta per Monsignor Michele Tomasi, che il 6 ottobre entrerà in diocesi come nuovo vescovo di Treviso. Lei è una persona seria, meno ho visto l'articolo che c'è sul giornale. Ma lei cosa si aspetta, insomma, cosa faccia? Ma non lo so. Indifferenza all'avvicendamento pare essere il sentimento prevalente tra i trevigiani. Non si aspetta però. Niente? No. Non si aspetta? No, perché non saprei cosa dite in merito. Non lo so, non voglio dare giudizi perché non... Neanche aspettative? Indifferenza, insomma. Sì. Suora, buongiorno. Sì, nuovo vescovo di Treviso? No, vabbè. Se non domanda... Aspetta che io conoscendo. Chi non si conosce si può dire niente, dai. E a cosa pensa? Faccio come che fai io. Cosa si aspetta, insomma, sto vescovo? Spero che si vada bene, insomma. Cosa si aspetta? Io niente perché non vado in chiesa. Poi c'è chi comunque un messaggio alla nuova guida della diocesi trevigiana lo lancia chiaro e per certi versi critico. Che faccia il suo dovere, che sia bravo. Cosa dovrebbe fare per le famiglie? Cercare di raggruppare un po' su tutte le parrocchie anche e portare un po' più i giovani in chiesa. Commenti per un campione che evidenzia una forte disaffezione verso la Chiesa e non a caso dall'ultimo intervistato arriva un appello forte e non solo per il nuovo vescovo. È un argomento serio e ora? Bisogna che cominciasse veramente a mettersi le mani sul cuore anche loro. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla città con la nuova iniziativa dell'Associazione dei Commercianti di Treviso, un viaggio nei quartieri per toccare con mano problemi e speranze delle imprese. Il problema più grosso, noi siamo nella parte alta del viale Montegrappa e sono i parcheggi. È un tratto del video realizzato dall'Associazione Commercianti di Treviso nella prima puntata del viaggio nei quartieri programmato per l'estate. Un modo per incontrare gli associati a casa loro, facendoli raccontare difficoltà e speranze di un mestiere sempre più difficile da portare avanti. L'inizio è stato riservato all'Eden, quartiere tra le mura di Santi 40 e la strada ovest con il suo prolungamento sulla Noalese. Un viaggio per capire il cambiamento dei servizi offerti ai cittadini con piccole e grandi idee vincenti, magari da replicare altrove. Un esempio è la gastronomia diventata ristorantino. Noi abbiamo ampliato la nostra offerta proponendo un ristorantino bar. All'inizio l'acquisto era molto più grande e consistente, adesso invece siamo arrivati a dover diversificare molto, per cui abbiamo incrementato con varie altre tipologie di prodotti. Storie, idee e soprattutto soluzioni che alla fine diventeranno stimoli per l'associazione nella rimodulazione delle proposte agli associati. Prossimo appuntamento a San Liberale, quartiere per eccellenza popolare. E adesso una app per i non udenti per poter dialogare con l'amministrazione comunale, succede a Casugana. Salutano con le mani e ringraziano chi ha dato loro la possibilità di avere informazioni e risolvere pratiche in comune che prima non potevano avere. Sono alcuni degli 800 sordomuti residenti a Treviso che hanno partecipato all'inaugurazione di una nuova applicazione da installare sui cellulari e che darà la possibilità di interagire con il personale dell'amministrazione. L'app Visiti Live è il nuovo servizio di video interpretariato nella lingua dei segni che sarà a loro disposizione. Un'innovazione tecnologica di grande importanza per dimezzare le barriere architettoniche, un passo enorme che aiuterà a ridurre il gap che fa dei non udenti persone spesso messe all'angolo con difficoltà nell'accedere agli uffici pubblici. E invece grazie a Visiti Live tutto questo non avverrà più. Chiunque vorrà potrà avere a disposizione un interprete professionista in videochiamata attraverso le modalità web con qualsiasi PC oppure in modalità app da dispositivi mobili nella lingua dei segni sia in italiano che in altre lingue come l'arabo e il cinese. L'accessibilità a una città
la si deve vedere non solamente sotto l'aspetto urbanistico edilizio, ma anche sotto l'aspetto dell'accessibilità ai servizi e alla comunicazione. Un costo per l'amministrazione comunale di 7.000 euro all'anno, benedette, e che darà modo a coloro che ne soffriranno di risolvere tanti problemi affrontati prima solo con l'aiuto di volontari o di chi sapesse leggere la lingua dei segni. La nuova app è un'applicazione sviluppata dall'azienda Visiti, una spin-off dell'Università Ca' Foscari di Venezia e che è già attiva in altre città del Veneto e regioni italiane. Tecnicamente si chiama spin-off universitario, quindi un'azienda che nasce da un progetto di ricerca, in questo caso gli studi sulla lingua dei segni italiana, e le porta sul mercato in prodotti digitali, quindi una terza missione che ha l'università per portare innovazione sul territorio. Adesso le notizie dal Bellunese. E partiamo dalla levata di scudi dal mondo politico e sindacale bellunese contro il progetto dell'Enel di esternalizzazione delle guardianie delle dighe. Vediamo perché. Il controllo delle dighe fatto in maniera diretta e operativa è secondo noi fondamentale, quindi noi lo difenderemo fino alla fine. È partita dal mondo sindacale ma coinvolge tutti i rappresentanti del mondo politico bellunese la nuova battaglia contro Enel che entro il 2019 a livello nazionale ha deciso di ridurre da 5 a 3 le postazioni di guardiania delle dighe delle teleconduzioni. Una delle 2 soppressioni riguarda il servizio operativo alla centrale di Polpetta di Ponte nelle Alpi che gestisce 120 impianti tra dighe e centrali in tutto il nord-est e che si è rivelato fondamentale nel controllo di tutte le dighe bellunesi in occasione della tempesta Vaia. Abbiamo trovato una soluzione trasversale in cui tutti siamo concordi nel cercare di difendere questa postazione di Polpetta che diventa fondamentale per la gestione delle dighe. Non possiamo permettere che perdiamo un altro servizio sul nostro territorio. Da parte nostra è una difesa anche dell'intero territorio del nord-est, perché il controllo della guardiania di Polpetta non è solo per la provincia di Belluno ma anche per quella di Treviso e per tutto il nord-est. La battaglia si preannuncia durissima e non potrebbe essere altrimenti in un territorio che ha pagato in termini di vite umane il disastro del Vaionte e di devastazione della morfologia per l'uragano dello scorso autunno. Questo territorio bellunese non può continuare a perdere servizi, quindi noi li dobbiamo difendere, ma soprattutto attraverso azioni condivise da tutti. Nel disegno di Enel, nell'ottica di una riorganizzazione del personale, c'è la trasformazione del servizio da diretto a remoto per l'impianto di teleconduzione di Polpetta e l'appalto a società esterne del controllo delle dighe, già operativo quello agli impianti di Soverzene e Cesio Maggiore, e pare che a breve accadrà anche alla diga di Fedaia Malgacciapela, di Senaiga in comune di Lamon e di Bassia dal Pago. Un campo di volontariato per il ripristino dei sentieri e dei percorsi montani a Villaga di Feltre, uno dei luoghi in cui la furia della tempesta Vaia ha lasciato davvero molti segni. L'afaccio privilegiato del municipio di Feltre sul Monte Tomatico rivela a poco più di 8 mesi dalla tempesta Vaia la caratterizzazione del versante le cui pendici si trova la frazione di Villaga. Il verde degli arbusti che hanno resistito alla furia della tromba d'aria si alterna alle macchie marroni degli alberi schiantati i cui tronchi sono ancora stesi al suolo. Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia che ha cambiato la morfologia del territorio feltrino si era detto che il post Vaia sarebbe stato estremamente lungo e oneroso. E così è, pur se l'emergenza è stata affrontata magistralmente. Ma c'è ancora molto da fare. L'iniziativa trasversale che partirà il prossimo 27 luglio e che vedrà in campo di nuovo il mondo del volontariato vuol dimostrare che qui non è mai mancato il senso di comunità. È un'operazione, un progetto di comunità, quindi non ci spingiamo proprio a guardare la quantità del lavoro, ma proprio la sensibilizzazione, quindi non mollare la presa e cercare di restare vigili per migliorare. È anche un punto per ripartire con le manutenzioni minute del territorio, quindi ripristinare un po' le buone abitudini che magari si stanno un po' perdendo. Il campo di volontariato per il ripristino di sentieri e percorsi montani vedrà in prima fila Lega Ambiente Veneto. I campi di volontariato sono un'esperienza che noi ormai da 28 anni promuoviamo in tutta Italia e servono non solo all'intervento post-emergenza, emergenziale, ma servono anche a ricucire le ferite, a dare una mano ai territori a ricucire le ferite che restano aperte dopo eventi catastrofici come è stata la tempesta Vaia. Con Lega Ambiente partecipano all'iniziativa l'Unione Montana Feltrina, il Consorzio Strada Silvo Pastorale Costa Longa Valgranda, l'ULS Dolomiti a cui verrà donato il materiale utile per realizzare sculture da porre nel vialetto di accesso dell'ospedale e il CAI di Feltre che nella sua pagina web sta monitorando costantemente la situazione dei sentieri.
I danni della tempesta Vaia sui sentieri non sono assolutamente da stimare e proprio a questo proposito abbiamo messo a disposizione sulla nostra pagina web un file riepilogativo all'interno del quale gli escursionisti possono vedere se il sentiero è percorribile con frane, percorribile con schianti e vedere quante piante, di che dimensione e a che quota si trovano e quindi se ci sono le condizioni per percorrere l'itinerario in tutta sicurezza. Torniamo a parlare del maltempo, anche voi telespettatori contribuite insomma a creare il telegiornale, perché ci state mandando delle immagini impressionanti come questa che vedete, che state vedendo in questo momento, della grandinata che si è abbattuta sulla Marca. Come vedete, la grandine che poi trasforma, diciamo, anche i marciapiedi, li imbianca i tetti, imbianca le auto, colpisce soprattutto le auto. Questo è uno dei video che sono arrivati, ne vediamo un altro, aspettate un secondo, ecco qui, questo è un altro video che adesso vi mostriamo, eccolo qui. Questo è ancora un video che riguarda la grandinata. Guardate i chicchi grossi, li abbiamo visti purtroppo in questi giorni. Guardate il bordo poi del vialetto che è completamente ghiacciato, come se si trattasse di inverno. Nel frattempo vi ricordo che c'è stata anche un'impalcatura che è crollata letteralmente in zona Borgo Mazzini a Treviso, schiantandosi su 3 auto. Fortunatamente ha creato solo danni. Ecco qui, questa è ancora grandine che si è abbattuta sulle zone della Marca, diverse zone. Ecco qui ancora la grandine. Ecco, queste sono tutte vostre segnalazioni di voi telespettatori che così insomma ci state documentando anche in diretta quanto sta accadendo, quanto è accaduto poco fa. Adesso la situazione si sta spostando, diciamo, verso il veneziano. Siamo davvero in chiusura, solo per ricordarvi che per parlare dell'altra rete della nostra grande Media Nord-Est, della famiglia di Media Nord-Est, cioè ovvero di Rete Veneta, perché domani alle 15:30 potrete rivedere la puntata di Focus andata in onda ieri sera con l'intervista al governatore Luca Zaia. Grande richiesta dunque alle 15:30 di domani pomeriggio su Rete Veneta. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto, a Bacil di Breda, Treviso. Benvenuti al Meteo. Non cambia il tempo sulle nostre regioni, la situazione sarà sostanzialmente la stessa. Domenica infatti avremo un tempo variabile, in particolare sui settori alpini. Nel dettaglio sul Veneto avremo un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso, specie al mattino. Dal pomeriggio più nubi con qualche veloce temporale sui monti e fin verso le pianure veronesi e vicentine. In genere si manterrà stabile invece altrove. Temperature sempre invariate con minime tra 14 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 27 e 28 gradi. Tanto sole sul Friuli Venezia Giulia, al mattino il cielo risulterà infatti al massimo poco nuvoloso, poi non si escludono dei piovaschi come vediamo sui rilievi alpini. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 27 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il sole sarà protagonista al mattino. Col passare delle ore saranno possibili occasionali acquazzoni un po' su tutta la regione, localmente anche intensi. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 30 gradi. Bene, dal meteo è tutto. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto, a Bacil di Breda, Treviso.